In aula le parole dei due manager della Abbott, la multinazionale irlandese produttrice dei tamponi rapidi al centro del processo, hanno ricostruito la giornata del 28 agosto del 2020, quando i test rapidi vennero consegnati alla microbiologia dell'ospedale Caffoncello di Treviso. Nuova udienza in tribunale a Padova nel processo che vede imputati il professor Roberto Rigoli, all'epoca capo delle microbiologie del Veneto, e l'allora direttrice generale di Azienda Zero Patrizia Simionato, accusato di falso ideologico e turbativa d'asta nel procedimento di scelta del contraente. I due imputati ieri non erano presenti in aula. Nel pieno della pandemia da Covid-19, i test erano necessari per garantire lo screening e il tracciamento dei contatti dei casi positivi. Secondo l'accusa, i tamponi Abbott sarebbero stati utilizzati senza effettuare verifiche approfondite, mentre per gli avvocati difensori di Rigoli e Simionato i test sarebbero stati già scientificamente validati dalla certificazione. Prossimo atto del processo il 24 ottobre, quando in aula verrà sentito come testimone il principale accusatore, il professor Andrea Crisanti, oggi senatore del PD, che prima di Rigoli era a capo delle microbiologie del Veneto. Fu proprio un esposto di Crisanti a far partire l'indagine della Guardia di Finanza. Crisanti verrà sentito come testimone, ma non potrà essere interrogato su questioni tecniche e scientifiche.